Siamo giunti alla quinta corsa, cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio. Fatima 3B, Fashion Glory, Forever, Fantastica Fass, Fiorella Jet, Frank BF in prima fila, Fiammetta Fermi in seconda. Favori in chiusura per Fiorella Jet numero 5, Francesco Pettinari in sediolo, macchina che accelera. In partenza la velocità di Forever che prova a scavalcare Fatima 3B. Fra i due però c'è Fashion Glory che coglie buona partenza e costringe all'esterno Forever. Fashion Glory scivola al comando con Forever all'esterno. Fiorella Jet lo segue, alla corda c'è invece Fantastica Fass e se ne vanno i 200 in 14,5 e il cronometro evidentemente ha qualche problema. E vediamo il passaggio ai 400 con Fashion Glory che continua a guidare, in seconda posizione Fatima 3B, Forever si lascia scavalcare da Fiorella Jet che arriva a ridosso della testa, mentre alla corda in terza posizione rimane il numero 4 Fantastica Fass che precede Frank BF e Fiammetta Ferm. Intanto cavalli al completamento degli 800. C'è un 28,9 di secondo quarto, quindi molto sostenuto, con il quale Roberto Vecchione cerca di tenere a distanza Fiorella Jet che rimane a ridosso di Fatima 3B. Intanto Fashion Glory a 500 dalla conclusione prende netto margine di vantaggio, prova a scappare Fashion Glory, talento dei 400 superato con un parziale in 14,2, fa grande andatura Fashion Glory che si stacca mentre gli altri appaiono tutti in difficoltà e c'è il tentativo di Fantastica Fass a centropista. Intanto però Fashion Glory ha preso nettissimo margine di vantaggio, ha chiuso la partita da tempo e viene a concludere isolato in avanti. Fashion Glory, Roberto Vecchione, Fantastica Fass al secondo, mentre al terzo chiude Fiammetta Ferm. 1:12,9 con 30 a chiudere dopo un doppio 29, 28,9 e 29 per la precisione, e quindi un ultimo chilometro davvero molto sostenuto, ultimi 1200 metri davvero a tutta per Fashion Glory che nel finale si permette di concludere senza essere richiesto più di tanto. Roberto Vecchione con Fashion Glory in percorso di testa per conto del team di Holger Ehlert e del signor Francesco Orlandi.